A un anno dalla conclusione delle riprese arriva al cinema il film Re minore del regista siciliano Giuseppe Ferlito, la cui anteprima per la stampa è prevista per stasera, giorno 19 agosto, a Sciacca presso l'Abbadia Grande, e nei giorni successivi resterà in programmazione con 2 proiezioni serali alle 20:30 e alle 22:30. Il regista Giuseppe Ferlito, cinematografico siciliano, dirige a Firenze la scuola di cinema Immagina. Nei suoi 20 anni di carriera da regista egli ha realizzato diversi film, alcuni indipendenti, altri distribuiti su scala nazionale come Femmina, prodotto da Cecchi Gori, o Infernet, prodotto da C Production, più volte trasmesso in Rai su Rai Play. Re minore, il nuovo film di Ferlito, è un genere grottesco, poetico e drammatico ambientato in Sicilia. La musica è il cuore pulsante della storia, che coinvolge Mimì, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte. La Sicilia torna così a essere set cinematografico. Questa volta protagonista è stata la provincia di Agrigento, Burgio, Caltabellotta, Sciacca, Chiusa Sclafani, San Carlo e tante altre città limitrofe. Dietro la macchina da presa il regista burgitano Giuseppe Ferlito, da sempre innamorato della sua terra, non perde occasione per farla conoscere al mondo. Un cast di attori scelti tra talenti siciliani, ma non solo, tra i quali Letizia Toni, Gabriele Ferrandelli, Vincenzo Catanzaro, Nicola Puleo, Santo D'Aleo, Barbara Capucci. Tu non mi sei mai piaciuta. Sei falsa e bugiarda. Farà ridere tutti con questa musica. Maestro, capisco che è arrabbiato, però mi sto offendendo. Maestro, arrivato a un certo punto della vita bisogna avere il coraggio di mettersi da parte. Dopotutto lei ha la scuola, la banda, non resterà certo mezza annasciata. Attirati a levare la vita, perché me la vai stupare. Mimì! La sai che io canto? Padre, lo sai che sono protetto? Chiunque provi a farmi del male deve fare i conti con l'inferno. Il male gli si ritorce contro. Il caso non esiste. Lo chiamiamo così perché non lo sappiamo prevedere.